La CGIL di Agrigento interviene oggi con una sua nota stampa affermando Agrigento, il capoluogo italiano, con la pressione fiscale più alta e unica, dove aumentano anche le ore di cassa integrazione. Negli ultimi giorni sono stati diffusi i dati relativi all'andamento economico del terzo trimestre 2025, che per la provincia di Agrigento delineano un quadro complesso e contraddittorio più che una semplice situazione di chiaroscuri. Secondo i dati elaborati da Infocamere, Agrigento si colloca al sesto posto a livello nazionale per tasso di crescita imprenditoriale, con un saldo positivo di 197 imprese tra varie iscrizioni e cancellazioni. È un risultato che sembra testimoniare la vitalità del tessuto produttivo locale. Tuttavia, continua la CGIL nella sua nota stampa, ci sono altri indicatori che impongono una riflessione più approfondita. In Sicilia si registra complessivamente un calo delle ore di cassa integrazione in controtendenza rispetto all'aumento nazionale, ma nella provincia di Agrigento il dato si muove in direzione opposta, segnando un incremento del 34,7%, sottolinea la CGIL di Agrigento. Un'ulteriore criticità emerge sul fronte fiscale. Agrigento, il capoluogo italiano, con la pressione fiscale più elevata, con un total tax rate del 57,4%. Significa che gli imprenditori agrigentini lavorano fino al 28 luglio solo per pagare tasse e contributi, secondo il cosiddetto tax free day, che indica simbolicamente la data in cui si inizia a produrre il reddito per se stessi. Questi dati raccontano una provincia viva ma anche fragile. Ha dichiarato Alfonso Buscemi nella sua qualità di segretario generale della CGIL di Agrigento. La crescita delle imprese è un segnale positivo, ma non può bastare se continua a mancare un quadro di sviluppo stabile, capace di sostenere il lavoro di qualità, di alleggerire il peso fiscale che grava su chi produce e su chi lavora. Serve pertanto, conclude Buscemi, una strategia che mette insieme politica industriale, infrastrutture, giustizia sociale. Solo così potremo trasformare questi segnali contraddittori in un vero percorso di crescita per il nostro territorio.